Eccoci qua allora, amici, prontissimi per il nuovo oroscopo del giorno mercoledì 6 maggio 2020. Siamo pronti con la lettura, segno per segno. Però prima di iniziare è doveroso da parte mia ricordare a tutti voi di iscrivervi a questo canale e attivare la campanella delle notifiche. Servirà per il prossimo video che io vado a caricare. Attivando la campanella vi arriverà la notifica del nuovo video che ho caricato o di qualche nuovo video in diretta live. Va bene? Detto questo, andiamo con la lettura del segno per segno di mercoledì 6 maggio 2020. Partiamo col segno dell'Ariete, amore, giornata un po' particolare con Marte e Mercurio dissonanti, oggi sarete più incerti del solito. Se una persona non vi capisce o ci sono dei problemi, dovrete cercare di dialogare. Chi è single farà nuovi incontri e potrà prendere delle decisioni importanti. Lavoro. In arrivo questioni legali da risolvere, ma alla fine andrà tutto bene, anche se magari vivrete qualche tensione di troppo. Segno del Toro, amore. Il Sole entrerà nel vostro segno e ciò porterà qualche momento di riflessione. Chi ha vissuto o sta vivendo un momento di difficoltà di coppia oggi avrà qualche piccolo fastidio. Ci saranno molte occasioni di recupero per i single e un periodo di grande rinascita. Lavoro. Sarà una giornata favorevole per pianificare un nuovo collaborazione e rivedere quelle che non vi vanno bene. Segno dei Gemelli, amore. Il vostro rapporto va a gonfie vele e oggi potreste essere in vena di proposte serie, magari convivenza o perfino matrimonio. Per i single novità in vista sul fronte sentimentale. Per molti sarà possibile una nuova unione. Lavoro. Oggi potrete raggiungere un'intesa su un affare o su un progetto che portate avanti da tempo. Sarete convincenti e persuasivi. Cancro, amore. Qualcuno potrebbe vivere una grande passione, un'amicizia, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. È un buon periodo per l'amore, per molti alcune cose stanno cambiando. Se siete single e volete iniziare una storia, avrete tutte le occasioni per farlo. Lavoro. Se vi siete ritrovati nel bel mezzo delle polemiche, provate a cambiare qualcosa nei vostri progetti. Il segno del Leone, amore. Oggi avete voglia di vivere meglio i vostri sentimenti e di ritrovare anche la calma e la serenità a cui aspirare da tempo. I single sono alla ricerca di emozioni e di nuovi amori. Sono possibili colpi di fulmine per molti del segno. Lavoro. Importanti soluzioni in arrivo per il lavoro. Datevi da fare e non trascurate alcun dettaglio. Il segno della Vergine. Amore. Gli influssi astrali sono positivi per i sentimenti, ma in serata potrebbe sorgere qualche forte tensione tra le coppie. Le stelle invitano ad essere calmi e comprensivi. I cuori solitari invece potranno andare incontro a qualche delusione. Meglio non affrettare i passi. Lavoro.
Avete bisogno di nuove risorse per completare un progetto che potrebbe riguardare un trasferimento di lavoro. Segno della bilancia, amore. Da qualche tempo siete molto polemici e poco attenti alle richieste del partner. Non giocate affari preziosi e se non volete causare una battuta d'arresto al vostro rapporto. Per i single nascerà qualche bella amicizia. Lavoro. Non agite in maniera troppo istintiva con i colleghi. Alcuni vostri atteggiamenti potrebbero non essere compresi. Il segno dello Scorpione. Amore. In questo periodo per voi è facile restare sereni. Potrebbero venire rimesse in discussione alcune questioni nate negli ultimi mesi sul piano sentimentale. Se siete single e una persona che vi sta accanto non è proprio da buttare, non tendete troppo la corda, se no si spezza. Lavoro, evitate di alzare la voce se le cose non vanno come dovrebbero. Presto cambieranno in meglio, ma cercate di non combinare guai. Segno del Sagittario. Amore. Oggi il cielo astrale è favorevole e ci saranno novità importanti per chi è in cerca di nuove occasioni d'amore. Però dovete liberare la mente ed essere meno inquieti. Per i single prosegue il periodo di conoscenza. Qualcuna potrebbe rivelarsi interessante. Lavoro. Se avete colto le occasioni giuste, la vostra fase lavorativa procederà a gonfie vele e proseguirete verso gli obiettivi concreti. Capricorno, amore. Periodo buono per l'amore, oggi potreste programmare progetti di coppia, ma non dovrete ritornare a parlare di cose del passato che vi disturbano. I single potranno aprire i loro cuori senza paura ad una persona da cui non sono molto attratti. Lavoro. Sono in arrivo piccoli o grandi guadagni per chi ha un'attività in proprio. Cercate di sfruttare le migliori occasioni. Segno dell'Acquario. Amore. I pianeti tornano favorevoli e aprono grandi prospettive sia per l'amore che per il lavoro. Oggi saranno favoriti anche i rapporti con gli altri. I single non dovranno sottovalutare gli incontri che faranno, anche quelli più banali potranno essere importanti. Lavoro. Periodo ideale per chiarire una questione lavorativa. Da qualche tempo siete più risoluti e pronti all'azione. E infine il segno dei pesci. Amore. Molti di voi si trovano in una condizione di partenza sul piano dei sentimenti, tuttavia avrete modo di rivedere le vostre aspettative. Per i single oggi sarà una giornata piena di sorprese e ci potranno essere ritorni di persone lontane. Lavoro. Negli ultimi tempi siete stati molto presi dal lavoro. Cercate di risolvere le situazioni rimaste in sospeso. E così era l'oroscopo del giorno, mercoledì 6 maggio 2020. Io vi rinnovo l'appuntamento per domani, per l'oroscopo di domani, e a tutti quanti voi vi dico sempre che le stelle siano sempre con voi. A domani, a risentirci, ciao.